Bene, ora spazio a Regione del Veneto che ci parla e che ci continua a parlare di turismo, anzi dei propri turismi, grande possibilità e opportunità per quello termale. Tutto nel servizio. Non conosce bassa stagione per il turismo nella regione del Veneto. Archiviate le spiagge in attesa che le cime tornino imbiancate, l'autunno rimane la stagione perfetta per il turismo termale. Una vera e propria vocazione millenaria che vede il territorio compreso tra il grande bacino idrico alpino del lago di Garda e la suggestiva area termale dei Colli Euganei come meta per migliaia di visitatori che ogni anno vanno alla ricerca della vacanza termale perfetta. Abano Terme rappresenta ancora oggi uno dei centri termali più importanti d'Europa, sia per la cura con la quale propone i servizi, sia per la vasta offerta e la qualità. Ben 75 alberghi termali, 120 piscine, 50 campi da tennis, parchi e giardini, servizi di altissima qualità nel campo delle cure termali e del wellness. Una località in grado di attirare ogni anno più di 250.000 ospiti con 2 milioni di presenze. A rendere unica la proposta termale veneta un circuito geotermico con un percorso sotterraneo di 100 km dove l'acqua impiega un tempo stimato dai 25 ai 30 anni prima di riemergere, un periodo di tempo nel quale si arricchisce di decine di sali, minerali diversi e aumenta la propria temperatura fino a 90 gradi prima di comparire in superficie. Ma l'offerta che avanza l'Areale dei Colli Euganei include una fitta possibilità di soggiorni, come la rete di sentieri percorribili a piedi o in bici e poi percorsi tematici che accompagnano i visitatori alla scoperta di biotipi, eremi, castelli, ma anche archeologie industriali e percorsi botanici. Tuttavia i Colli Euganei e l'omonimo parco, il primo ad essere istituito dalla Regione del Veneto nel 1989, regala oggi una ricchezza data dalla salvaguardia a protezione di circa 19.000 ettari di territorio, comprendenti i maggiori rilievi collinari della pianura padana, chiaramente distinguibili per genesi e geomorfologia da quelli delle prealpi venete. Luoghi quindi di altissimo valore, per questo l'area euganea è stata recentemente proposta dal governo italiano quale riserva della biosfera, un riconoscimento UNESCO che interesserebbe una superficie di 35.000 ettari coinvolgendo l'intero territorio da Abano a Montegrotto e in totale 15 comuni del Parco regionale dei Colli Euganei, un riconoscimento, quello MAB UNESCO, che promuove l'integrazione armoniosa di persone e natura, un rapporto che per l'area termale non solo dura da oltre 2000 anni.